Alle mie spalle la splendida location del Caffè Pedrocchi, lo storico caffè padovano. Una serata, quella di giovedì 15 giugno, quella odierna, per festeggiare, per celebrare il Caffè Pedrocchi, ma anche una banca del territorio, diviene Banca del Territorio, Banca Leonardo, un istituto finanziario che scopriremo quale offerta dà ai clienti della città di Padova, ma non soltanto, del Veneto. Giunge in questa regione, giunge in questa città molto di recente, ma è anche l'occasione per partnership, per incontri, per l'imprenditoria veneta e padovana, per confrontarsi, per fare business, innovazione, per creare nuove opportunità e contatti, e TV7 Triveneta non poteva mancare come co-partner di questa iniziativa e per essere presente ad ulteriori sviluppi che vedranno crescere culturalmente questa città, ma anche dal punto di vista economico e finanziario. Come e perché lo scopriremo nel corso di questa serata, quindi vi invito a seguirmi. Allora, sono salita al piano nobile. Mi sono recata nel terrazzo, questo splendido terrazzo con una veduta panoramica di parte del cuore della città di Padova, per incontrarmi con Hermes Fornasier, presidente Fede Group, gestore del Caffè Pedrocchi, che ha voluto fortemente, creduto in questa splendida iniziativa. Perché? Perché non è semplice dirlo, è stata una combinazione di fatti. Quando abbiamo saputo che il Pedrocchi era disponibile, la nostra società fa di lavoro quello di gestire ristoranti. Questo non è un ristorante, è una cosa eccezionale, incredibile, bellissima, e quindi abbiamo accettato la sfida, ci siamo lanciati. È stato ed è difficilissimo, però siamo ancora qui e stiamo cercando di dare ai padovani, a chi passa di qua, qualcosa di diverso da quello che fu per un periodo molto lungo, insomma. Quindi è un luogo di eventi, di ritrovi, storicamente emblematico, rappresentativo, vicino al Bo, vicino al municipio, quindi strategico anche politicamente, economicamente, finanziariamente, ma anche dal punto di vista enogastronomico. Più di così, che cosa dovreste fare, quale leva muovere per far sì che diventi il fulcro vitale, diventi nuovamente il centro eclettico di questa città? Di fatto, più che cosa dobbiamo fare, cosa abbiamo fatto, perché noi siamo qui da quasi 4 anni e credo che di cose ne abbiamo fatte tante. È verissimo, è il centro di tutto, della politica, della vita, di ciò che c'è da visitare a Padova, e sicuramente sotto il profilo enogastronomico noi gli abbiamo dato il plus. Quello che riusciamo a fare giornalmente lo si vede dalla nostra pasticceria alle 7 di mattina fino ai pranzi, alle cene, ai banchetti, al nostro catering che parte da qui con le valigie in mano per andare a servire col marchio Pedrocchi diciamo, i migliori eventi che ci possono essere richiesti. Di questo siamo molto molto orgogliosi. E questa serata che cosa rappresenta? Perché è molto particolare. Da una parte il Pedrocchi, quindi la festa, l'enogastronomia, le imprese del territorio e le personalità emblematiche del territorio, dall'altra anche una banca che vuole rappresentare una banca particolare per il nostro territorio. Diciamo che non è un caso, ci sono molte occasioni simili dove noi riusciamo ad abbinare la presentazione di ciò che facciamo noi, di ciò che fa il Pedrocchi, di ciò che ogni giorno inventa di nuovo il Pedrocchi, insieme a dei partners che di volta in volta si presentano. Le banche, in particolare questa banca che questa sera ci ha voluto affiancare, amano molto, direi, il pregio, il prestigio e la qualità di quello che facciamo. Io credo che vada apprezzato molto anche lo sforzo che loro hanno fatto per essere qua, per dare un contributo a tutti gli ospiti, e quindi credo che anche ascoltare il messaggio che hanno da dare sarà sicuramente positivo. Ultima cosa, che cosa ci attende per quest'estate e se possiamo anticipare l'autunno per gli eventi del Caffè Pedrocchi?
Beh, per quest'estate la novità del giorno che è il nostro ultimo prodotto lanciato, che si chiama P31 Aperitivo Green. Ricordatevelo bene, che è una cosa che a noi sta molto a cuore, che è stata studiata per ben 2 anni ed è una cosa freschissima, nuovissima, innovativa da matti, molto verde perché è molto naturale, fatto di tantissime erbe. Questa è per l'estate, ma sono sicuro che poi varrà anche per l'autunno. Col P31 Green si fa aperitivo green, si fa il P31 Green Spritz, che tutti spero impareranno ad apprezzare. Per l'autunno da settembre si parte con un grandissimo evento in occasione del Vintage Festival a settembre, che come al solito riempirà le piazze, riempirà la nostra piazza, dove quest'anno abbiamo un altro grandissimo ospite che vedremo e che vedremo se sarà in grado di attirare la solita gente, molta più gente del solito. Noi siamo pronti e da lì in poi con tutto l'autunno credo che di settimana in settimana si susseguiranno gli eventi. Per ultimo non voglio dimenticare che il Pedrocchi è anche il sabato e la domenica. La domenica l'invenzione che è nata qui e che sarà sempre più ricca è un brunch domenicale incredibile a base di ostriche e champagne che credo nessuno in quest'area sia in grado di dare e di offrire. Allora Presidente, non ci resta che andare al Pedrocchi, quindi venite a visitare questa location se non l'avete ancora scoperta, anche se venite da fuori Padova, oppure a riscoprirla nuovamente con le tante novità che ci attendono per questa splendida stagione, ma poi anche per quelle a venire. Grazie. Grazie a voi e ricordate P31 Aperitivo Green e Green Spritz. Per i giovani, non più giovani, un po' per tutti. Incontriamo anche l'avvocato Gianluca Saccoccia tra le tante persone presenti in questa circostanza. Avvocato, un'attività di business, la sua molto particolare, perché lei fa consulenza a che tipo di clientela? Sostanzialmente alle aziende. Io sono un avvocato d'affari e sono partner dello studio Pirola Pennuto Zei presso la sede di Padova e quindi assisto sostanzialmente l'imprenditoria. Cosa dovrebbe fare l'imprenditore e quale errore usualmente commette nel non rivolgersi a un avvocato d'affari? Beh, generalmente l'imprenditore è assistito, consapevole delle difficoltà che soprattutto l'ultimo periodo economico ha evidenziato e quindi noi offriamo advisory al tessuto imprenditoriale e quindi questa esigenza viene soddisfatta. Talvolta si pensa di risolvere in house una serie di problemi dimostrandosi poi successivamente che in realtà il problema non è stato risolto e quindi probabilmente una consulenza prestata efficacemente, adeguatamente in un momento preventivo avrebbe risolto il problema e la difficoltà. Quali sono le tipologie dei vostri clienti? Quindi quali le tipologie di imprese o di società che si rivolgono a voi? Sostanzialmente rappresentiamo e assistiamo l'intero tessuto economico, imprenditoriale, quindi non c'è un settore merceologico che sia più rappresentato di altri. È uno studio, il mio, che conta una molteplicità di professionisti, numeri significativi, con sedi in Italia e nel mondo, dipartimenti che si occupano di attività diversi e di conseguenza siamo in grado di offrire un advisory qualificata a 360 gradi. Grazie avvocato, molto gentile, e lasciandolo quindi a questa splendida serata, un po' calda naturalmente. Questa sera sì. Però il tempo regge, noi continuiamo a muoverci tra le varie persone e andiamo a vedere chi riusciamo a conoscere. E allora l'architetto Michele Franzina, anche lei qui tra gli ospiti. Di che cosa si occupa, architetto? Allora, intanto è un piacere essere qua, ovviamente, in una cornice così bella e anche invitato dalla Banca Leonardo. Io mi occupo di progettazione architettonica, prevalentemente di strutture alberghiere e residenziali. Operiamo prevalentemente all'estero, ma anche in Italia, e ci accorgiamo sempre di più quanto la parte finanziaria giochi un ruolo fondamentale nella riuscita di un'operazione immobiliare. In che senso? Nel senso che le operazioni immobiliari sono complesse, comportano investimenti cospicui
e naturalmente per quanto i proprietari o gli sviluppatori, che sono i nostri clienti abituali, abbiano magari delle risorse, in realtà avere un'assistenza e avere un appoggio da parte della finanza diventa decisivo per la buona riuscita dell'operazione. Quindi avere dei partner da questo punto di vista, dei partner finanziari, significa creare le premesse perché un'operazione possa avere successo. Dal suo punto di vista ci sono prospettive per il nostro paese, per la regione Veneto, di sviluppo sotto l'aspetto dell'immobiliare, quindi delle costruzioni, anche dal profilo architettonico, o l'estero ci lascia molta strada? Ma temo, non voglio naturalmente essere troppo pessimista, però temo che in realtà la situazione sia abbastanza grave e parzialmente anche compromessa, un po' per la crisi che perdura da troppo tempo e anche perché poi rimangono sul mercato molti immobili che sono di scarsa qualità prevalentemente e che devono essere smaltiti. Questo genera una droga un po' al mercato, genera una distorsione del mercato e prima che questo si riprenda temo che ci vorrà ancora del tempo. D'altra parte però, questa è una nota positiva, invece ci possono essere delle grandi opportunità, perché se venissero avviati dei processi di riqualificazione urbana, di rigenerazione edilizia, evidentemente potremmo innescare un meccanismo virtuoso che potrebbe rilanciare l'economia. Non dimentichiamo che l'edilizia è il settore che ha un indotto straordinario e quindi può indubbiamente aiutare la ripresa economica. Grazie architetto, io le lascio questa splendida serata, allora grazie molte. Grazie. Incontriamo adesso il dottor Dante Carollo, presidente dei dottori commercialisti di Padova. Presidente, un'occasione importante questa al Caffè Pedrocchi, perché? È un'occasione importante, ringrazio chi mi ha invitato a partecipare in quanto noi come dottori commercialisti siamo molto attenti a quelli che sono i cambiamenti che stanno avvenendo, soprattutto anche nel mondo bancario. Abbiamo istituito delle commissioni all'interno dell'ordine che affrontano proprio questi problemi e quindi mi sembrava corretto e importante venire a questi eventi per essere sul pezzo e capire le trasformazioni che sono in atto. Fondamentale è l'aggiornamento continuo per i commercialisti, una lotta diciamo contro le tante leggi che cambiano costantemente. Che periodo è questo dopo il momento buio della grande crisi che ha visto tante banche ma anche liberi professionisti, partite IVA cosiddette cedere alla grande pressione che c'è stata del crollo economico? Come la vede adesso? Sì, è un momento particolare, un momento di trasformazione che ci porta anche noi a dover cavalcare questo momento. Noi cosa stiamo puntando? Stiamo puntando non più a un professionista tuttologo ma a un mondo delle specializzazioni. Sta partendo ed è partito un progetto a livello nazionale di specializzazione che prevedono una decina di materie in cui i colleghi si possono specializzare e questo per cercare di affrontare in modo più appropriato, ancora di più rispetto anche a prima, diciamo, queste difficoltà che si stanno incontrando. Il momento è di fuoco perché questo è il periodo delle dichiarazioni dei bilanci, si vedono dei miglioramenti in determinati comparti, si vedono comparti che rimangono ancora fermi e speriamo che questo governo anche comunque ci dia una mano. Grazie dottore, buona serata allora. Grazie. Salve. Incontriamo un altro noto professionista, l'avvocato Cesare Dalmaso, avvocato penalista, peraltro patrocinante in Cassazione. La sua presenza qui al Pedrocchi a Padova, in una piazza un po' diversa dal consueto, in questo momento anche dal punto di vista storico-legislativo un po' particolare con tante novità, che cosa le suggerisce? Ma io intanto sono stato invitato qua presumo come cliente della banca. E quindi insomma penso che sia proprio un evento promozionale, Caffè Pedrocchi e Banca Leonardo. È interessante come evento perché si ha modo di conoscere non solo i dirigenti ma anche altri clienti, altre persone, tutte nel mondo dell'imprenditoria e del lavoro, che per un avvocato, anche se penalista, con i tempi che corrono possono essere collegamenti e conoscenze interessanti. Quindi io sono interessato anche non solo dal punto di vista appunto perché cliente di Banca Leonardo, ma anche da altri punti di vista.
Sono importanti questi momenti di confronto anche tra imprenditori in territori e in città particolari della nostra regione? Sì, sono molto importanti anche perché c'è un malessere palpabile, c'è un malessere che in questo momento si nota anche da come sono andate queste elezioni, dalla riforma anche della giustizia che sta cercando in qualche maniera di arginare queste problematiche che sono per esempio quella dell'immigrazione che in questo momento sta portando forse questi disperati a delinquere e comunque fanno notare la loro presenza in maniera, mi spiace dirlo, negativa. I tribunali e le carceri sono intasate, diciamo, da questi problemi, per questi problemi, e quindi l'imprenditoria e la società ne risente in maniera forte. In questo momento c'è, tra virgolette, paura. Grazie Avvocato, non mi resta che lasciarla effettivamente a godere di questa serata. Buon proseguimento. Grazie a lei. Grazie a lei. Incontriamo anche il dottor Aris Gervasutti, che è editorialista del Gazzettino Gruppo Caltagirone. La comunicazione strategica, importante e fondamentale. La sua presenza qui innanzitutto che valenza ha? E poi, visto che veniamo da una tornata elettorale molto difficile in generale per tutto il nostro paese, le chiederò che cosa ne pensa. Beh, innanzitutto sono qui perché in questa magnifica sede in centro a Padova, al Caffè Pedrocchi, si incontrano molti stakeholders, è un brutto termine in inglese, ma insomma molti protagonisti dell'economia della società veneta, e un giornale come il Gazzettino non può non esserci. Io sono qui a rappresentarlo soprattutto perché incontro non tanto i clienti da questo punto di vista quanto i lettori, che sono qualcosa di un po' diverso. Perché? Perché l'incontro voglio anticipare loro quello che potranno vedere a settembre, il cambiamento, la piccola grande rivoluzione del Gazzettino e dell'intero gruppo Caltagirone, che in particolare con il Gazzettino va incontro a un grande cambiamento di formato, di tipo di giornale, di grafica, non solo estetico ma anche sostanziale. Quindi a settembre l'appuntamento è alle edicole, e non solo, perché ormai con i nuovi strumenti digitali la fruizione del sistema informativo avviene su molti canali. L'informazione sta vivendo un momento particolarmente difficile, l'obiettività soprattutto di colui che deve informare, del giornalista, ancor più quando parliamo di carta stampata ma anche di televisione. I new media navigano in altri livelli, purtroppo lo sappiamo, abbiamo il problema anche delle fake news e quant'altro. Per quanto riguarda la carta stampata, che periodo è questo? Io vado in senso contrario a molti miei colleghi che vedono un futuro grigio, nero, scuro. Io invece lo vedo chiaro e cerco di spiegare rapidamente il perché. Perché non ci vorrà molto tempo per far sì che la gente si accorga che nel mare magno dell'invasione di pseudo-informazioni che in questo momento ci stanno sommergendo, non ci sono le navi, non ci sono le scialuppe di salvataggio, e l'informazione seria è questo, è una scialuppa di salvataggio rispetto al mare, all'alluvione di fake news, le ha chiamate, ma comunque insomma di informazioni che non sono informazioni, sono comunicazioni. C'è una differenza sostanziale tra comunicazione e informazione. I giornali, gli organi di informazione seri a questo serviranno sempre di più, paradossalmente. Certo, è un momento difficile, bisogna tenere duro, oppure bisogna rilanciare, come in effetti ha intenzione di fare, sta facendo, si sta preparando a fare il Gazzettino. Grazie dottore, buona serata a questo punto. Grazie a lei. Incontriamo anche il dottor Stefano Brunazzetto, amministratore delegato Auto Serenissima SRL, gruppo Land Rover e Jaguar, auto prestigiose per una serata di eccellenza con persone anche molto di prestigio. Assolutamente sì. Siamo qui in rappresentanza anche con onore per far conoscere il nostro marchio, soprattutto in questa serata, la quale ci dà l'opportunità di farci conoscere. Ma voi siete già conosciuti?
È importante per noi entrare in modo capillare nel tessuto cittadino e entrare in contatto anche con tutte le persone per far sì di far conoscere direttamente il nostro marchio e i nostri valori. Una banca d'affari, chiamiamola così, Banca Leonardo, che organizza un evento del genere, che legame può avere con una concessionaria del vostro calibro? Ma le affinità sono parecchie, a partire da quello che può essere lo stesso cliente. Il cliente di una banca è un cliente molto attento anche nel dettaglio, ecco che allora può essere anche un rappresentante del nostro marchio. I vostri veicoli che caratteristiche presentano per descriverli, e i vostri punti vendita, quindi come concessionari, che plus danno? Partiamo dal presupposto che noi copriamo quasi tutta la regione, da Vicenza, Padova e Venezia, con il marchio Jaguar Land Rover, e anche la provincia di Rovigo. Pertanto siamo presenti in tutte queste province, intenti nel dare quel servizio aggiunto denominato premium con i nostri prodotti. Tra l'altro i nostri prodotti sono molteplici, perché partiamo dalle vetture SUV premium sino ad arrivare al marchio Jaguar con le Spider super sportive. Una clientela molto esigente che in passato ha avuto un calo per ovvie ragioni, adesso si sta riprendendo e si aspetta anche delle novità importanti dal mercato. Il mercato soddisfa queste aspettative? Il mercato sta crescendo fortunatamente, c'è una consapevolezza positiva, la tendenza è stabile al rialzo e possiamo dire che c'è molto ottimismo, soprattutto in questi ultimi mesi. Quali sono le tipologie di veicoli che voi naturalmente vendete, che offrite al pubblico, che danno più soddisfazione? Senza ombra di dubbio il marchio Range Rover con le SUV premium, e da qualche mese anche Jaguar con la nuova neonata F-Pace, la quale è un crossover sempre di target premium, con delle caratteristiche un po' più sportive a differenza di Range Rover. Quindi anche per i più giovani? Assolutamente sì, il marchio non è un marchio che nell'immaginario possiamo vedere la persona di una certa età, ma si è abbassata in modo significativo l'età del nostro cliente. Buon auspicio allora, come questa serata. Grazie anche a voi. Allora, la serata sta volgendo al termine. Noi con l'occasione ricordiamo che è stata un'opportunità e una bella anche situazione, non solo dal punto di vista della location, quindi le sale del piano nobile del Pedrocchi aperte per ospitare, per far vedere il meglio di sé, ma anche per la cucina, per l'alta cucina, uno show cooking avvincente, un'opportunità per le specialità del Pedrocchi, per farsi degustare, assaporare, perché queste sono anche delle opportunità e delle occasioni per il pubblico, per tutti quanti, per vedere cosa il Pedrocchi offre, quanto è cambiato nel tempo e cosa ancora vuole darci e offrirci. E io da questa bellissima terrazza sulla città di Padova, su una delle piazze principali di Padova, vi lascio, vi saluto e buon proseguimento.